later. Siamo qua, sto posto a dir poco fatato. Niente. Si voleva pagare il parcheggio, ma non c'è la possibilità e quindi non lo pagheremo. Peccato, peccato. Cioè, peccato mica tanto. Comunque, oggi PR9, calderaio verde, forse calderaio inferno, se si riesce a non infilare perché il percorso è chiuso. E niente, sto posto qui è uno spettacolo, queste casine sono bellissime. E niente, incomincia. Che alberone, bellissimo. Allora, noi dobbiamo andare a calderaio verde a destra. Ogni 300 metri c'è un cartello. Che figata. Wow. Ma va. Bello. Cascata sia, ma è una cascatella molto carina, quella che si vedeva prima da lontano. Guarda che acqua. Merda! È bellissimo. Uela! Vabbè, è molto forte. Che figata di colori! Mamma mia! Ma va. Oggi la torcia ce l'abbiamo. Bella questa grotta, più delle altre. Poi piove. E arriviamo in mezzo alla foresta. Altro
tunnel alta corsa. Zio Pera qui, Che figata. Ma va. C'è un geco lì su. Cioè, c'è l'immagine del geco. Praticamente arrivati a Calderaio Verde. O no, Vio? No. Ma va che belle! Bello. Bello. Mamma mia. Che sborata. Che figata. Adesso andiamo sotto. Direzione Calderaio d'Inferno, sentiero chiuso, ma quel terribile. E quindi lì ci andiamo. Sì, molto bello. Poi deve essere ancora più bello perché non ci dovrebbe essere nessuno. Guarda che bello! Tutto così fitto, si vede che è chiuso da un po'. Meglio. Bello. In teoria siamo quasi a Madre delle Vada e poi a Calderaio d'Inferno. Piccola deviazione verso Madre delle Vada per vedere dove nasce questo bellissimo torrente che ci accompagna dall'inizio. Nasce proprio qua. Che dorata. Che bello! Sempre lei, sempre quella di prima, Madre delle Vada. Stiamo salendo, Calderaio Verde. No, che cazzo dico? Calderaio d'Inferno. Tanti esperimenti. Chissà dove dobbiamo andare. Non è tipo... Vietato nuotare. No, per i cani. I binari del treno esplorerei solo perché sono fottutamente curioso. Boh, sembra un piniero.
quando abbiamo fatto il tunnel di 1 chilometro sembrava non finire mai. Ma qui sotto c'è Madre delle Vada, è giù di lì. Questo è quello che vedevamo da lontano. Qui o ti bagni o ti bagni. Non tirerò fuori l'impermeabile, piuttosto mi bagno. Madonna che bello. Altro tunnel. A vedere qua. Carino. Che bello. Sì, qua siamo veramente immersi. Dove siamo? In mezzo a Madeira. In Colombia. Con questa splendida vista. La telecamera vede dove io non vedo. Usciamo di qua. Usciamo di qua. Mamma mia che bello. Che bomba. Wow. Forza che buio! Ciao! Hello! Altro tunnel, altra corsa. 1000 tunnel prima di arrivare. Sempre se si arriva. E niente, dopo quant'è, boh? 3 ore e mezza di camminata, forse un po' di più, non so quanti chilometri, è vicino. Tante scale, 700 tunnel, siamo arrivati al calderaio del Ferro, un po' secco, devo dire. Super Bock. One eternity later. Percorso finito, 20 chilometrini. Ora siamo a Miraduro de Nossa Signora di, non lo so, niente c'è scritto. Questo è Fayal. Bello. Siamo scesi giù, Fayal do Mar, strada un po' ambigua, un po' stretta, un po' di massa, però non c'è nessuno, solo vecchietti. La vista è clamorosa. Facciamo un giretto. Non c'è nessuno. Sto muro è incredibilmente imponente. Mamma mia. Non so quanto farei il bagno qui.